Proprio perché è importante preservare il Monte Tomba, perché fa parte della nostra casa ed è un luogo con molti ricordi per la gente più anziana, e comunque fin da subito, dal 1° gennaio, che purtroppo è stato fatto questo disegno, abbiamo pensato fosse una cosa in più nel Monte Tomba, e quindi ci siamo affidati alla ditta Padovan Restauri, che ci ha aiutati nel decidere il trattamento da fare e tutto quanto per rimuoverlo, e quindi oggi lo stiamo facendo, e lo stiamo facendo anche per far sapere comunque al comune che noi giovani ci siamo e che teniamo al nostro paese. Il nostro comitato è nato purtroppo dopo che è mancato appunto Agostino Diomedes, che è stato non solo un allenatore ma anche una persona molto importante per tutti noi giovani del paese. Infatti il comitato comprende 42 persone, e siamo 42 ragazzi dai 20 ai 40 anni, quindi il motore, si può dire, del paese e del futuro soprattutto. Quando lui purtroppo ci ha lasciati improvvisamente, abbiamo deciso di creare questo comitato in suo onore per aiutare il paese e anche le associazioni, insomma, a fare del bene. Gli alpini la sentono ancora di più come la loro casa, e quindi è una delle associazioni più importanti del paese. Loro tengono pulita tutta questa zona, e il prossimo weekend aiuteremo anche noi e anche le altre associazioni di Cavaso a pulire tutta la strada del Monte Tomba.